Tutte le sere a quest'ora sento questa insopportabile puzza di pupù. Ma siamo forse alla Baia dei Porci? Adesso capisco perché i francesi lo chiamano la mer. La gran mer. Ho deciso, il Nostromo da domani si chiamerà Nostronzo. Sì, molto più giusto. Sono già le 10, dove sono quei due deficienti? Sono in ritardo. Vieni avanti, Aretino. Eccoli qua, un bel applauso ai miei colleghi. Eccolo qua, l'ottavo nano, Fanfanolo. Fanfanolo. Vieni avanti, Aretino. Dunque, signori, come avete notato... Quando Quintaluna? No, non cominciamo. Restiamo seri. Restiamo fedeli. Di restare seri. Bravo, Franchino. Guai a te se fai sul cappello, giù il cappello. Ecco, molto bene. Franco, devo dire... Sul cappotto, giù il cappotto. Ecco, no, non cominciamo, per favore, non cominciamo a scatenare l'ilarità inutile. Un attimo, sta arrivando uno stupendo ragazzo, eccolo lì. Aldizio, l'uomo cui, vabbè, insomma... Ecco, signore e signori, devo dire una cosa. Questa Sessuar, come avete capito dall'inizio marinaresco, è una puntata veramente speciale. È una puntata da sfaragio. Esatto, quindi noi questa settimana cercheremo di essere veramente seri. Trotta cavallino. No, non troppa nessun cavallino, non trotta nessun cavallino. E te lo dico una volta per tutte, Algernon, che tu mi irriti, Algernon. Hai capito? Tu lo irriti. E tu lo sai quanto io abbia peso nel gruppo. Questi poveri ragazzi che hanno imboccato il tunnel della droga. Ma vabbè, ma lasciali stare questi ragazzi, lascia stare i ragazzi. Salve, sono Cesare. Salve, non c'è nessuno. Va bene, per favore, vogliamo essere un po' seri. Ecco, no, voglio stare qua, Franco, voglio stare sulla mia riga centrale. Stiamo in riga. Perché io ho parlato con il registratore, dottor Recchia, il quale mi ha detto... Dottor Peppino Recchia mi ha detto, cercate questa sera di fare un pezzo serio e non perdiate di vista. Questo dito. No, non perdiate di vista quello che era la prima cosa che volevamo fare ancora tanti mesi fa, quando abbiamo iniziato. Quando abbiamo iniziato a fare queste cose, ma sei scemo! Quanta che roba! Ma come che roba? Mi dà fastidio che mi metti le dita nel naso. A me no, mi fa piacere. Bravo, è bello, scusa. Questo dito ha imboccato il tunnel della droga. Dai, basta, lasciamo stare questi argomenti che non ho nessuna voglia di parlare. I poveri ragazzi che hanno imboccato il tunnel della droga. Ma come senza accendere i fari? Cerchiamo un attimo di essere un po'... Che se arriva un tir con questo tunnel senza i fari. Ecco, bravo Franco. Come vedete abbiamo qui la nostra bella pannocchia. Ecco, invece è un discorso serio, un discorso importante. E come ve lo devo dire? Che è un discorso serio, un discorso veramente importante. Hop, trotta, dai, cosa dovete fare? Corri, mio Morello. Basta, adesso vieni qua. Stiamo ognuno sulla propria riga. Perché devo parlare delle regioni. Vi ricordate come era iniziato tempo fa? Il pezzo sulle regioni? Che avevamo detto che parlavamo delle regioni, che toccavamo tutte le regioni. Toccavamo le chiappe a Micheloni? Non toccavamo le chiappe a Micheloni. Questa battuta è vecchia. E toccavamo le chiappe a Peperecchia? Beh, insomma, basta, non tocchiamo le chiappe di nessuno, va bene? Non tocchiamo le chiappe di nessuno! Tocchiamo le chiappe di Lino Patruno. Basta. Per favore, andiamo pianoforte. Non riesco a staccarmi affettivamente. Ecco, ricordiamoci di quello che era il discorso iniziale. Vieni, Ligabue, torna a casa. Torniamo a quello che era il discorso iniziale. Cos'è questa tastiera? Questa è una tastiera molto importante che mi servirà per fare. Questa non è una tastiera, se la usa lui è una pastiera. Per favore, basta. Questo tortellone gigante. Questa è la musica che ci ricorda. Radio Tangeri. Che Radio Tangeri di Egitto? Nini, per favore, mettiamo l'antenna che non c'è la radio. No, su, l'antenna sta su, va bene? Mi stai facendo alterare, giù l'antenna sta su, invece ti dico che l'antenna sta su, ti dico che sta su. Sta sull'antennina. E su il cappello. No, il cappello non sta più su, perché devo ricordare quello che era stato il discorso iniziale. Il discorso che avevamo fatto. Parlavamo della musica italiana, sì o no? Avevamo detto musica. L'avevamo detto sì o no? Bistecche di cavallo. Musica e bistecche. Avevamo detto la musica italiana va riscoperta piano piano la musica italiana. Ma bisogna riscoprire la grande tradizione della canzone italiana. Cosa c'è? L'amante di Lady Chiapperley. Cosa c'è? Sì, l'amante di Lady Chiapperley. L'ho fatto io, allora vergognatevi. Come avete detto? Come fanno i gatti? No. Signori, lei è una mano di palissandra. Signori, è bello vedere come in questa antenna sia il pubblico che fa spettacolo e non noi. Noi siamo misera manovalanza a servizio di questo pubblico che è l'anima, mortacci sua. No. Senti questo pezzo. Sì, silenzio. Facciamogli fare il pezzo. Un pezzo tradizionale. Sì, allora. Tua.
Che canzone è? La mona delle galline. Dai, basta, per favore, Beppe! Io voglio, sono 3 settimane che voglio parlare di questa canzone e dire che è una canzone seria, che è un momento importante, signori, perché i bambini di oggi, Questi nani che non Ma che nani, i bambini? Ma che nani? I bambini di Dio. I bambini di oggi, domani, ecco, ne vedo qualcuno lì sulla scala, bambini cresciuti. Caderà dalla scala. Eccoli, guardateli, dai genitali inesistenti. Ebbene, signori, ecco, qualcuno sta per sedersi. Eccolo, si è nascosto per la vergogna, per far vedere il suo viso coperto di acne. Ebbene, signori, questi bambini, quei ragazzini, tra 20 anni saranno grandi, Dipende dai genitori, se sono stati Tra 20 anni, Serena grandi. Tra 20 anni saranno grandi e tra 20 anni. Porca miseria, se lo sapeva! Dai, avanti! E tra 20 anni! E tra 20 anni! Silenzio in piccionaia! Ma potete essere un po' silenziosi voi? Avete il coraggio di guardarvi allo specchio, di vedere le brutture dell'umanità, non vostre, per carità! Ma sue! Questi bambini tra 20 anni saranno grandi e tra 20 anni devono avere il coraggio! Ancora? Devono avere il coraggio di andare dal loro papà! Non sono stato io. Devono guardarlo in faccia, il genitore! Il genitale. Genitore! Memori dell'insegnamento musicale della nostra grande tradizione musicale! Prendere il motorino e andarsene No, per la i vita. bambini saranno grandi e allora andranno dal loro papà! E con questo dito, su e giù. No, Su e giù, lungo il papà. andranno dal loro papà, andranno dalla mamma e gli diranno: io, mamma ha detto, passeggiando pettolero, io, mamma ha detto. Basta, andiamo pianoforte, signori. Questi poveri ragazzi che hanno imboccato il tunnel della droga. Ma quando mai è stato Andiamo. possibile? Ecco, vieni qua, signori. Ecco, signori, parliamo della regione Puglia, signori. La Puglia. È una regione che purtroppo ha un... Puglia, e sai cosa bevi? Non c'entra niente, cos'è? Quello è birra. Signori, la regione Puglia è forse la regione più importante Per il poker. è una regione dove si gioca d'azzardo. La Puglia? Tant'è vero, quando si gioca a poker, la prima cosa che si domanda è di mettere giù la Puglia. Di quanto è la Puglia? 4 cacicavalli, 3 ovoline. Chip. chop, Ezechiele Lupo. buio, vedo. Come fai a vedere al buio? Dai, basta. Andiamo pianoforte. Perché c'è l'antenna. No, l'antenna sta giù. E basta con i tunnel di tutti i tipi. Non frega più di tunnel. Dobbiamo presentare la canzone. È già passato un quarto d'ora e non abbiamo ancora incominciato. Signore e signori, Allora andiamo via. la Tanto il numero Puglia. l'abbiamo già fatto. Mi siedo al Lo pianoforte. risparmiamo per la prossima. Che succede? Piovono boeri. Eccoli Questa qua. è un'annata buona per i boeri. Dai, avanti, vieni qua, signori. Guardate come si sono ridotti, come sono sdolcinati. Questi quelli che Perché hanno imboccato il tunnel della droga? Questi che erano i gloriosi eroi di Crimea, guardate, i famosi boeri, guardate, avevano i pantaloni alla zuava, guardali. Bene, guarda, signori, parla tu con la bocca piena. Sembrava un capero con il boero in bocca sua. Parlo io mentre tu bocchi la piena. Allora, la Puglia. Gol. Ma parliamo anche per quei signori là. Che proprio fanno i cavoli loro. Stanno facendo una festa. Si stanno fidanzando in casa. Eccoli. Qualcuno ha messo al mondo dei figli. Questi fidanzati. Mandateli qua, che ci pensiamo noi. Portateli a fronte. Signori, la Puglia. Signori, scusate. Signori, la Puglia. La Puglia. I giocatori d'azzardo si danno convegno in Puglia. Ma non andate mai a Bari. Non andate Per mai a ovvi Bari, motivi, perché, ci sono i famosi Bari che vi sfregano le mutande. Se avete da fare dei festeggiamenti dovete bere, sicuramente andrete invece a Brindisi. A Brindisi. Ubriachi dalla mattina alla sera. Nella Puglia, il personaggio più famoso della Puglia è senz'altro quel grande autore di favole. Il favoliere delle Puglie. Esatto, il favoliere delle Puglie, che andava in giro. che scriveva le sue favole in un piccolo tavolo. Il famoso tavolino di Bruxelles. No, che è il stato... tavolino delle Puglie. No, il tavolino di Bruxelles che poi... Dai, basta, va bene? Il tavolino delle Puglie, dimmi il tavolino delle Puglie. delle Puglie era un tavolo frattino. Com'è il tavolo frattino? Anzi, è un frate a tavolino. Dai, basta, Franco, per favore, che c'è gente che ci Comunque voi vi state dimenticando che il personaggio più importante della Puglia è un corridore automobilistico. Chi è? Niki Lauda. Esatto. Niki Lauda. Niki Lauda. Si è bruciato la testa. Niki Lauda, come tutti i... È ancora meccanico. Niki Lauda, come tutti i giocatori d'azzardo, viveva a Monopoli, un altro centro dove si fa uno strano gioco. Dove ci sono delle vie strane come Via Larga. Via Larga, Vicolo Stretto. Vicolo Corto. E quindi
è un discorso... Basta! No, c'è anche il porco della vittoria. Va bene? Per favore. Finché si scherza, si scherza. Quando si cucina olio sasso. Sì. Vieni qua, vai. Ah no, quel qua non mi prende. Caro il mio giovane. Va bene, signore e signori. Ora devo dire una cosa veramente molto interessante, che è questa. Che ci fu un... Insomma, stavo facendo un discorso culturale e qui mi si prende in giro, anche lei signora, con questa scritta oscena che è in cinese e vuol dire vai a fare un... Va bene? Vai a fare un bagno perché puzzi? Dai, basta. Sto facendo della cultura, un po' di cultura, un po' di umorismo. Culturismo. Ecco, per favore. Sto cercando di fare un discorso serio e tu non farmi... Questi poveri ragazzi che hanno imboccato il tunnel della droga. Scusate un attimo. Dunque allora stavo dicendo questo, che ci fu anni fa una immigrazione dalla Toscana verso la Puglia. Non era gente molto intelligente, andarono tutti ad Alberobello. I famosi grulli di Alberobello. I citrulli di Alberobello. Due volte grulli, cigrulli. A proposito di Monopoli, avete mai giocato a Monopoli? Ecco, io, pensate che l'altro giorno ho preso un cartellino degli imprevisti. Ho stato su, c'è scritto, imprevisto, avete maturato un brufolo, andate a schiacciare. Eccolo qua, aspetta, te lo schiaccio. E io invece ho tirato su un cartellino delle probabilità. Com'era? C'era scritto, dunque, mio padre ha comprato il New York Times. Sì. Siccome non sa l'inglese, probabilmente è andato a cagare. Probabilità. Io prego la regia e il Pullman Master, Di tenere questa battuta. no, di tagliare questa battuta, perché non voglio che un domani si dica che noi facciamo delle cose scatologiche, perché ho visto anche l'assistente di studio, che come sapete è un chirichetto laico, il quale si è arrabbiato e ha fatto con la testa, no, eccolo, guardatelo, agitato le corna, guardate come si arrabbia, vede, non vuole queste battute, bravo, Ha ecco, ragione. vedete? Ecco, è un Perché si seguace. fa presto a passare da questo a imboccare il tunnel della droga. Basta. Allora parliamo di una canzone importante. La famosa Mazurka di Miglia Beck è una delle più importanti canzoni pugliesi. E gira l'elica. No, vieni qua, ma vuoi stare? Ma sei un anarchico proprio, sei Bresci. Tu fai così perché qui fai più presto andare. Ecco allora. Io di là devo fare un giro della Madonna. No, ma ci vai a fare una canzone allora. Sembra che non fa così. Ah sì. Come fa la canzone? Questa volta sono proprio d'accordo. Che Che so costiene sedeva. che sto maturico, ma si Ma che è successo? Chi mi sa dire perché? Chi mi sa dire perché? Basta. Un momento, mettiamoci d'accordo. Ah, io sapevo la Tu hai versione sbagliato l'ultima parola. No. Con che parola finisce? basta. Stracca. No, vacca. No, stronzo. Vacca. Stracca. No, Dai, la mia basta. vacca Vai via, vacca. Si potesse avere, perché non mangiare del carro, non sacca. Chi non può fare che sta? Chi non sa dire? Strano. Strano. Strano? No, non gonzo. Non Chi vado a mu fare. fatte chi? Guarda che il piano bisogna mazza. Sempre un tempo di gazzino, quando dico male deve essere qua. Basta, perfetto, basta. Ha fregato in curva. Mi rifiuto. Dritto. Cantiamo la canzone pugliese che tradurremo da un difficile cramblò. La canzone pugliese. Lasciatelo perdere. Segatura, qua se la stanno qua sotto. Segatura. Guarda questa gente, cosa ha imboccato? Ha imboccato il tunnel della droga, guarda. Vieni qua, stai qua. La canzone Sono tutti pugliese, fatti come dalla la canzone bestia. pugliese, prego la signorina Laura di non ridere sotto i baffi. Ecco, la canzone Sotto i baffi di pugliese, Banfo. ecco, si intitola Lecce in B. Lecce in B. Lecce in B. Cioè, Lecce in B. Perché devi Lecce in B. sapere che a Manfredonia, il calciatore Manfredonia. non andava genio che non mi inquadri quando parlo. Ecco, non gli andava a genio. Oh, che camion. Non gli andava a genio? Non gli andava a genio, adesso sta parlando lui, t'ho fregato. Ecco, non gli andava a genio, grazie Allora? Pullman Master, a Manfredonia non gli andava a genio che i Beatles avessero successo in quanto era amico di Mick Jagger. Per cui, Stanno facendo carrozza. Segatura, carrozza e segatura.
Una carrozza piena di segativi. Vedete, tutto a discapito di quella parte del pubblico che sta facendo festa. Per favore, venite qua. Allora, questo giocatore Manfredonia non voleva riepilogo, questo calciatore Manfredonia non voleva che i Beatles avessero successo perché era amico di Mick Jagger, quindi si fece uno boicottaggio e si trasformò la canzone Let It Be in Lecce in B. Ed è la storia di un giovane e una ragazza di Gallipoli, che è una città dove ci sono metà galli e metà polli, ecco, dove si sposano tra di loro. si sposano tra di loro, non come queste galline padovane oscene. Dunque, signori, quindi questi due fidanzati fanno questo dialogo. Allora. Preludio, preambolo. Hai già fatto il preludio. Fammi fare un attimo due accordi. Posso fare Non è due un accordi? preludio, è una sonata. Posso avere un accordo? Ah, ma accordo! Mettiamoci d'accordo. Mi dai la casina Vuoi affitta? l'accordo? Mi dai la casina affitta? Quanto vuoi? Cuoca non è. D'accordo, non ciao, c'è- 100.000. Vabbè, Siamo d'accordo, grazie. Dunque allora, Ti ho dato l'accordo. when I found myself in times of trouble. Cioè, when I find myself, vieni fuori dalle mie ascelle. When I found myself. Dice lui a lei. Vieni fuori dalle mie È ascelle. un dialogo tra When I zingari. found myself in times of trouble. Fuori dalle mie ascelle. Tanfo trouble. Cosa vuol dire? C'è tanfo di trappole, perché dovete sapere che sotto le ascelle piazzavano delle trappole perché c'era gente che ne approfittava, ci passava l'estate sotto le ascelle. Degli zingari, E allora- Va bene, abbiamo capito, non fare carrozza da e capo. when I soprattutto un found- sacco di gente appena usciti dal tunnel della droga. Abbiamo capito, when I found myself Vieni in fuori dalle times ascelle. of trouble. C'è un tanfo di trappole. Mother Mary Ma vai al Mary! comes to me, Ma come a me? Vai al Mary, ma come a me? Si arrabbiano i A due. me. speaking words of wisdom. E fammi a prendere un pacchetto di Winston, che sono nervoso. Spiccia, Spicci di questo Winston. Lecce in B. E poi Che lei ci piange. sta andando in via, voglio fumare. Let it be. Lecce in B. No, non è partito. Let it be. Lecce in B. Let it be. Lecce in B. Let it be. Leggi Abbiamo B. capito, legge B, devo devi capire. ripeterlo. Non mica scemo, E legge sapete B. perché è andata in Bill? Perché? Perché Sarà rotto metà il dei giocatori aveva imboccato il tunnel della droga. Let it be. Leggi Let B. it be. Lecce in B. Let it be. Let it be. Lecce in B. Ah, mancava questo accordo. Speaking words of wisdom. Entrerò in una parrocchia. Let it be. Le funzioni, miei cari giovinotti, dalle Un po' buono, 17. ma poi sarà un po' buono, sì o no? Fammi fare l'effetto organo. Fammi no? crescere i denti davanti. Fammi fare l'effetto organo. Fagli fare l'effetto organo che con l'altro organo non fa nessun effetto. Oh, me l'aspettavo, guarda, me l'aspettavo da un momento all'altro. Quale momento? L'uno o l'altro? Let it be. Coro ecclesiastico. Che coro ecclesiastico questo qua, siete dei frosci, dai. Let it be. Che B? È sempre A. Non è l'alfabeto. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Speaking words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people. People a me. Perché? Castellano e People. Lo sapevo. No. Perché mi abbiamo mai detto così? Non mi fai ridere che me la sto facendo addosso. People, no, ma non è And when the broken-hearted people. Ancora due E volte. adesso me lo fare. And when the broken. Dillo a me, People. And when the Che non mi offendo. broken-hearted people. Hai visto? Giù il cappello quando mi dici People. Quando mi dici People. Sembravo per un attimo, sembravo Marlon Branda. Living in the world Hai agree. sempre dei tre porcellini. Questa non passa.